settore. Da Longarone a Padova lo sciopero alla protesta dei lavoratori della Safilo dopo l'annuncio shock del piano esuberi. Intanto il governatore Zaia scrive al ministro Patuanelli: piano irricevibile dall'azienda, il governo deve intervenire subito. Tragico schianto fra due mezzi pesanti nel Veronese lungo la Transpolesana. Nella notte muore un autista 37enne, nebbia e ghiaccio fra le probabili cause del sinistro. I fiocchi di neve continuano a imbiancare intere zone della regione, soprattutto nel Vicentino e nel Veronese. Anche il Ponte degli Alpini a Bassano, versione natalizia. Dopo Treviso, Padova e Vicenza, nuovo appuntamento in piazza per il movimento delle sardine in Veneto. Alle 19 il flash mob davanti alla stazione di Santa Lucia a Venezia. C'è l'accordo per avviare entro il 2021 un intero corso di laurea in medicina a Treviso, la conferma del governatore Zaia a margine dell'inaugurazione della nuova banca dei tessuti a Treviso. Deciso passo in avanti per il nuovo stadio di Padova dal CONI, è arrivato il via libera al progetto, il comune spera di far partire i lavori entro il mese di settembre. Continua il nostro viaggio tra i presepi del Veneto, a Mestre torna una natività tradizionale, in singolare il presepe galleggiante. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e dunque nuovamente l'incubo esuberi alla Safilo, il piano shock presentato dall'azienda. Oggi, lo dicevamo anche nel titolo, è il giorno della rabbia. Lo sciopero, le manifestazioni negli stabilimenti da Longarone a Padova, non solo i lavoratori della Safilo ma anche i colleghi di altre aziende per far sentire la propria solidarietà. Allora ci colleghiamo subito con Longarone dove gli esuberi previsti sono 400 e l'incubo è fortissimo. La nostra Tiziana Bolognani per raccontarci cosa sta accadendo a Longarone. Tiziana. Buongiorno dalla zona industriale di Longarone, siamo a Faesa, nevicando copiosamente da almeno un paio d'ore. Sotto la neve il corteo e il presidio dei lavoratori di Safilo, preoccupati per il loro futuro, assieme a loro tutte le organizzazioni sindacali territoriali, non solo della provincia di Belluno ma anche del Veneto, la solidarietà dei colleghi dell'RSU di Luxottica e poi quella del mondo della politica con i parlamentari De Menec e De Carlo, il presidente della provincia di Belluno, nonché il sindaco di Longarone Roberto Padrina, il sindaco di Ponte nelle Alpi Paolo Vendramini. C'è grandissima preoccupazione, oggi il presidio ha riguardato tutti gli stabilimenti di Safilo e quindi da Padova a Longarone, passando per Santa Maria di Sala e Martignacco in Friuli Venezia Giulia. 700 gli esuberi dichiarati qualche giorno fa con la cessione, causati dalla cessione dal mancato rinnovo delle licenze dell'US. È un po' la crisi del mondo dell'occhialeria che ha ricevuto tantissimo da questo territorio in termini di impegno di forza lavoro e che con grandissima superficialità oggi si vuole liberare di quei lavoratori che hanno fatto la fortuna di queste aziende, di un settore fondamentale per l'economia della provincia di Belluno. Si invocano tavoli istituzionali, si invoca l'intervento del governo. In provincia di Belluno, come sapete, la crisi di Safilo non è l'unica. Non più tardi di martedì 2000 persone hanno manifestato per la Guambao ACC e anche in questo caso si vive evidentemente con un incubo. Qualcuno oggi ha usato, fra i lavoratori, ha usato termini forti, ha parlato di olocausto dell'occhialeria che in provincia di Belluno è stato rappresentato il cuore pulsante fino alla drammatica crisi dei primissimi anni del 2000 che ha decimato le aziende, lasciando evidentemente in piedi solo i nomi più altisonanti, quelli che hanno con lo sbarco in borsa hanno evidentemente intrapreso strade completamente differenti. Soffre, e anche questo bisogna dirlo,
soffrono i terzisti perché anche per quanto riguarda Safilo da un giorno all'altro molte commesse, numerose commesse alle piccole aziende artigiane che danno una mano alla Safilo sono stati interrotti quei contratti di lavoro e quindi anche lì si è messa un'ipoteca sul futuro dei lavoratori, dei terzisti, cioè di quelli che lavorano in nome e per conto delle grandi aziende. Da FAE di Longarone, dalla zona industriale di Longarone è tutto. Questa sera nei telegiornali tutti gli approfondimenti. A voi. Grazie a Tiziana Bolognani, lo dicevi già tu nella tua diretta, non c'è nella zona del Bellunese solo la questione Safilo, ma anche in piedi la questione ACC Wanbao, e su queste crisi aziendali, evidentemente anche su Safilo, con l'urgenza del piano Esuberi presentato giorni fa, il governatore Zaia ha scritto una lettera al ministro Patuanelli. Noi siamo molto preoccupati, ho scritto proprio ieri al Ministro Patuanelli affinché ci sia la massima attenzione rispetto a queste vicende. La provincia di Belluno è una provincia che ha già delle difficoltà, 1 migliaio di persone all'anno se ne vanno da questa provincia, pensare di smettere centri produttivi assolutamente no. ACC Wanbao e Safilo, 2 crisi industriali che il bellunese non si può permettere. Su questo il governatore del Veneto Luca Zaia non ha dubbi, entrambi i piani di chiusura per ACC, di ridimensionamento per Safilo vanno rispediti al mittente e per farlo serve un'azione forte del governo nei confronti dei 2 colossi, da qui la lettera al ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli. Intanto su Safilo la regione con l'assessore Elena Donazzan ha convocato un'unità di crisi per il 20 dicembre. I tavoli sono previsti per legge, li facciamo volentieri, siamo a fianco dei lavoratori, anche questa sfida la dobbiamo vincere, non esiste che si chiudano aziende e si mettono in discussione posti di lavoro. Sul fronte bellunese la politica è mobilitata. Nelle ultime ore un'interrogazione su Safilo è stata presentata alla Camera dal deputato PD Roger De Menec, che parla di dissanguamento occupazionale, mentre il collega di Fratelli d'Italia Luca De Carlo chiede la difesa del Made in Italy. Preoccupato per le ricadute sociali Roberto Padrin, nella duplice veste di sindaco di Longarone e presidente della provincia. Per me le strade da percorrere adesso ovviamente sono 2, quella di cercare di trovare una ricollocazione di questi dipendenti all'interno del settore dell'occhialeria, e un'altra parte è quella invece di trovare delle soluzioni alternative. E questo insieme alla Wanbao è sicuramente un colpo molto duro che è stato dato alla nostra provincia di Belluno. E su Wanbao proprio in queste ore si è tenuto un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il consigliere diplomatico del Premier Conte e l'ambasciatore cinese. È stata dimostrata attenzione, riferisce il ministro bellunese Federico D'Inca, un vertice comunque interlocutorio in vista del tavolo convocato su ACC il 17 dicembre. Tanto sul fronte governo, i rapporti anche con la regione, in questo caso con la Lega. Domani è il No Tax Day della Lega a Verona, dalle 10 in Sala Lucchi, a Mestre dalle 15 all'Hotel Russotte, poi a Quinto di Treviso. Sono previsti degli eventi per spiegare la manovra delle tasse del governo giallo-rosso e le proposte alternative presentate dalla Lega. A illustrare il programma, le iniziative ci saranno Lorenzo Fontana, l'ex ministro degli affari europei e attuale segretario regionale della Lega, poi Luca Zaia, l'ex ministro Erika Stefani e Massimo Bitonci. Dunque domani il No Tax Day della Lega. Adesso la cronaca si apre con purtroppo un altro incidente mortale sulle strade del Veneto. È accaduto lungo la Transpolesana all'altezza di Legnago, la strada 434, uno schianto tra 2 mezzi pesanti poco prima di mezzanotte. Le cause del sinistro sono in fase di accertamento, non è escluso che la nebbia e il ghiaccio abbiano sicuramente accelerato, comunque siano tra le concause di questo grave sinistro. Un 37enne è morto, mentre l'altro autista è rimasto ferito in modo fortunatamente non grave. Tutto questo mentre i fiocchi di neve continuano a scendere, soprattutto in alcune zone del Veneto, non in tutte, e soprattutto nel Vicentino e nel Veronese. Allora andiamo a dare un'occhiata con Gabriella Basso, la situazione a Vicenza. Gabriella.
Buongiorno da Vicenza, da una Vicenza imbiancata. Da questa mattina alle 5:30 il capoluogo iberico si è svegliato con i primi fiocchi di neve che via via si sono fatti più intensi, ricoprendo campi, strade e tetti. Dalle 6:30 circa è entrato in azione il piano neve, ma già ieri sera gli spargisale di AMCPS erano in azione sulle arterie principali della città. Stamane alle 6:30 appunto di nuovo in azione per liberare dalla neve gli accessi alle scuole e alle vie cittadine. Piazza Biade e Piazza dei Signori sono risultate imbiancate dalla neve con un'immagine natalizia ancora maggiore. Poco verso le 11:30 però andrà in azione lo spargisale, nevicata che secondo le previsioni dovrebbe terminare verso le 14 sempre di oggi. Naturalmente maggiori particolari nell'edizione di questa sera dei telegiornali e la linea torna allo studio. Grazie a Gabriele Basso, restiamo nel Vicentino perché questa mattina anche Bassano del Grappa si è svegliata sotto la neve, i fiocchi sono scesi a imbiancare anche il Ponte Vecchio, dando vita a una cartolina che per Santa Lucia non si vede certo tutti gli anni. La nevicata è iniziata intorno alle 6 del mattino, è andata avanti fino alla tarda mattinata per poi tramutarsi in pioggia. Ora si teme anche un brusco abbassamento delle temperature possa creare, come accade in questi casi, pericolose lastre di ghiaccio sulla viabilità minore. Intanto stamattina i bassanesi hanno potuto osservare il loro ponte, il loro simbolo imbiancato dalla neve. Nel frattempo, questa mattina alle 11:15 circa, il punto massimo di marea a Venezia si è fermato a 96 centimetri, ben diverse le cifre di un mese fa, perché la notte tra il 12 e il 13 novembre è la notte in cui è arrivata l'acqua granda, e allora nel prossimo servizio ripercorriamo quella notte ma anche i giorni seguenti che Antena 3 vi ha raccontato con le nostre lunghe edizioni straordinarie. Questa sera l'acqua della laguna tocca quella del mare, disastro. Questo è da Garibaldi, ok? Se un fiume non riesce ad andare avanti con 90 kg che so, non riesce ad andare avanti, sono nascosto qua in caletta. Ci siete? Via, via! Dai, ci siete tutti! Via, via! 12 dicembre, un mese dalla notte in cui l'alta marea ha toccato un picco di 187 centimetri, quasi come nel 66 quando arrivò a 194. Tutto è accaduto in un'ora quella sera e con la stessa velocità con cui è salita, l'acqua alta è anche scesa, provocando danni per oltre 1 miliardo di euro. Errori veramente incredibili che io sono 15 anni che lavoro in sala operativa, non ho mai visto, ma neanche nei casi di studio. Io non ho mai assistito a una cosa del genere. Ho visto la piazza molte volte colma d'acqua. Ieri c'erano delle onde che sembrava di essere in riva al mare. Colpita pesantemente Pellestrina, dove un anziano ha perso la vita cercando di ricollegare i cavi elettrici e rimanendo fulminato. Scuole chiuse, danneggiata nuovamente la Basilica di San Marco, il Gran Teatro La Fenice, l'Ateneo Veneto. E i giorni seguenti non saranno migliori, perché tra un sopralluogo e l'altro dei vari politici in città, in primis del Premier Conte che annuncia provvedimenti immediati, l'acqua alta torna prepotentemente con le conseguenze del caso. C'è anche della carne, no? C'è un po' di carne, squascia, quella è proprio la classica squascia che galleggia e ovviamente poi ci sono le pantegane che nuotano. Si allagano anche zone che solitamente restano all'asciutto. Qual è la situazione nella zona dei Tre Ponti? L'acqua è altissima. Colpita anche Chioggia e il litorale. Siamo nella zona della Pineta, quella sicuramente più colpita come di consueto, e la spiaggia non c'è più. Un mese impegnativo in cui tutte le parti in causa si sono date da fare per rialzarsi, in cui sono state annullate le prenotazioni negli alberghi e il turismo ne risente, e intanto sono stati prorogati i termini utili per la presentazione delle domande per i rimborsi dei danni subiti, proprio per venire incontro a chi ancora non ha compreso le modalità. Restiamo a Venezia, un mese è passato, ma restiamo a Venezia per parlare di qualcos'altro, perché questa sera, dopo le piazze di Treviso, Padova e Vicenza, tocca a Venezia. Parliamo del movimento delle sardine che scendono in piazza questa sera alle 19 davanti alla piazzale della stazione di Santa Lucia. Allora, com'è il clima dell'attesa? Ce lo racconta Ilaria Marchiori. Ilaria.
Buongiorno da Venezia, dopo Treviso, Padova e Vicenza, ora le sardine sono pronte a prendersi anche la laguna nonostante il maltempo. Oltre 6.000, stando alle adesioni online, dovrebbero essere i partecipanti. L'esordio del movimento spontaneo di giovani studenti e precari che da qualche settimana occupa stabilmente le piazze di tutta Italia è previsto per le 19 circa nel piazzale della stazione di Venezia Santa Lucia. Vogliamo realizzare un bel colpo d'occhio con cartoni colorati e festosi, aveva dichiarato il rappresentante delle sardine veneziane Riccardo Amedeo. È stata casuale, racconta, l'idea di portare in piazza una generazione di giovani, di studenti e di precari. Per tutti la stessa esigenza, quella di farsi ascoltare da una politica cieca di fronte alle esigenze delle nuove generazioni, ma anche riacquistare toni di civiltà in un dibattito politico sempre più esasperato. Lo hanno dimostrato, conclude, le manifestazioni di Bologna, Modena, Milano che hanno portato in piazza decine di migliaia di persone. Dunque non ci resta che attendere di vedere quanti saranno questa sera a Venezia. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie allora a Ilaria Marchiori, documenteremo in diretta la manifestazione questa sera nel corso del nostro telegiornale. Adesso torniamo alla cronaca, la cronaca giudiziaria. Prima udienza ieri pomeriggio a Treviso del processo per appropriazione indebita aggravata a carico dell'ex patron della NES, Luigi Compiano, che ora sostiene di vivere in miseria. I suoi debiti con lo Stato sono stati interamente saldati, 22 milioni di euro di IVA e imposte evase ricavati dalla vendita delle sue auto di lusso. Ma ora Luigi Compiano, ex patron della Nord-East Service, afferma di vivere praticamente in miseria. È emerso a margine della prima udienza del principale processo che lo vede imputato, quello per appropriazione indebita aggravata, bancarotta documentale e semplice. La messa all'asta della sua smisurata collezione, composta da addirittura 434 auto, 159 moto, 58 barche e 134 biciclette, ha fruttato quasi 50 milioni di euro, ma la cifra rimasta, una volta corrisposto quanto dovuto al fisco, è andata al curatore fallimentare che ora la ripartirà tra i creditori. 36 milioni di euro che Compiano risulta aver prelevato dai caveau della NES, 100 milioni la voragine creata dal crack dell'azienda di famiglia, ma per quei fatti l'accusa di bancarotta fraudolenta era stata derubricata e questo aveva modificato anche i termini della prescrizione alla quale punta la difesa rappresentata dall'avvocato Piero Barolo, che ha eccepito sulla mancanza di querela delle parti offese, istanza respinta dai giudici visto l'ammontare dell'appropriazione indebita contestata. Prossima udienza il 20 febbraio quando sarà sentito anche il curatore Sante Casonato. E ieri sempre in tribunale a Treviso un'altra giornata importante con un'altra udienza, quella con la ringa della difesa di Sergio Papa. Parliamo del delitto di Cison di Valmarino, andrà a sentenza venerdì prossimo. È durata diverse ore in corte d'assise a Treviso la ringa difensiva dell'avvocato di Sergio Papa, il 35enne di Refrontolo accusato del duplice omicidio dei coniugi Nicolasi, 72 e 69 anni, trucidati la mattina del 1 marzo del 2018 nel giardino della loro casa di Rolle, dopo la requisitoria durissima del PM Davide Romanelli che una settimana fa ha chiesto l'ergastolo, puntando sulle intercettazioni ambientali dei genitori dell'imputato. La parola è passata così alla difesa che ha giocato parte delle sue carte contestando soprattutto la prova del DNA. L'unico elemento attorno al quale appunto si è fatto anche ruotare un po' la sua responsabilità è quella traccia di DNA che, ripetiamo, presenta moltissime problematiche di natura tecnica. Le tracce in questione sono state rinvenute sotto le unghie delle vittime, segni che il 35enne dice essere il risultato di una breve colluttazione con Loris Nicolasi avvenuta il giorno prima della mattanza, quando gli anziani lo sorpresero nella loro proprietà. Per l'avvocato quello scontro fisico avvenuto diverse ore prima del delitto non ha valore di prova assoluta. Il dato storico certo della presenza del signor Papa Sergio nel luogo degli omicidi il giorno precedente rende a nostro parere necessario un approfondimento maggiore rispetto ad una prova scientifica che in questo caso non è una prova regina. Insomma, attorno al valore della prova del DNA ruota il destino di Papa recluso al carcere di Santabona. Per l'avvocato la vicenda è ancora aperta. La vicenda deve essere esaminata più approfonditamente, quindi senza fermarsi alla prova scientifica che di per sé da sola non ha mai rappresentato la prova assoluta. Ci sono esempi di
omicidi che sono rimasti peraltro irrisolti nonostante fosse stata rinvenuta una traccia di DNA. Per ulteriori repliche e sentenze sarà fissata una nuova udienza, con ogni probabilità quella del verdetto finale. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi la sanità sotto i nostri riflettori. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale, dunque sanità in primo piano a partire da una notizia di stamane giunta dalla Regione. In tempi brevissimi, massimo alcuni giorni, 80 nuovi medici verranno assunti dal sistema sanitario veneto per essere inseriti nei reparti di pronto soccorso. Ne ha dato notizia il presidente della Regione, Luca Zaia, soddisfatto, dice nella nota, perché tra mille difficoltà siamo riusciti a dare un'importante boccata di ossigeno, un punto nevralgico del nostro sistema di assistenza, a un'area prioritaria di intervento. Quindi 80 nuovi medici nei pronto soccorso, nei reparti di pronto soccorso del Veneto fra pochi giorni. Uno Zaia che ieri invece, a margine dell'inaugurazione del nuovo laboratorio della Banca dei Tessuti a Treviso, ha parlato anche di un altro arrivo importante, l'avvio di un intero corso di laurea in medicina proprio nel capoluogo della Marca. L'intero corso di laurea in medicina a Treviso entro il 2021 tra ULSS 2 e Università di Padova c'è l'accordo, ora restano da trovare gli spazi. Confermo che stiamo lavorando, siamo a buon punto, diciamo che siamo a un lavoro fatto al 99%. E pensare di avere medicina dal primo all'ultimo anno, visto che considerato che qui già al Cafoncello abbiamo 8 cliniche universitarie, per cui il tema accademico è presente, lo si fa sia in corsia che a lezione. Coronare questo sogno significa portare una nuova facoltà in provincia di Treviso, qui a Treviso. Il governatore ne parla a margine dell'inaugurazione in via Ospedale del nuovo laboratorio della Banca dei Tessuti di Treviso, una delle principali d'Europa, istituita dalla Regione nel 2000. 6.000 i tessuti per trapianto forniti ogni anno. Dal governatore Zaia, per farsi capire, ha detto insomma ottimi pezzi di ricambio. Beh, di fatto lo sono, un organo che viene trapiantato è un pezzo di ricambio, ma anche un tessuto, fosse anche per un semplice intervento di implantologia dentale, ma anche per cose molto più importanti per il paziente, più vitali, come può essere una sostituzione di un pezzo d'osso oncologico, una valvola cardiaca, sono certamente dei pezzi di ricambio, ma utili per la vita. Nuovi locali, 25 operatori ad alta specializzazione e anche strumenti all'avanguardia come il nuovo liofilizzatore. Ci permetterà di produrre tessuti liofilizzati, quindi privandogli dell'acqua che contengono normalmente all'interno, si riuscirà a conservarli a temperatura ambiente. Questo permetterà ai chirurghi di poterli utilizzare per le urgenze. Un altro importante traguardo che si avvicina, ma cambiamo provincia e cambiamo anche settore, parliamo di sport, nuovo stadio Euganeo di Padova, è arrivato l'ok del CONI al progetto, entro settembre potrebbero partire i lavori. L'ok, quello più importante, quello necessario a ricevere i finanziamenti, è arrivato. Il CONI ha dato il via libera al progetto per la sistemazione dello stadio Euganeo. Ora il comune di Padova potrà completare la procedura per attingere ai 2 milioni di euro del bando periferie e ai 3 milioni del credito sportivo. A questi si aggiungeranno poi gli 800.000 euro messi in campo dalla Fondazione Cariparo. Dalle parole ai fatti, dopo 25 anni siamo ad un passo concreto, ha commentato oggi l'assessore allo sport Bonavina, mostrando il disegno del progetto definitivo approvato con piccolissime modifiche dal CONI. Nel disegno si vede già l'intervento principale, ovvero come cambierà la curva sud con gradoni alti 14 metri e una copertura ad arco, e poi la realizzazione di 2 palazzetti. Cambiamenti previsti anche per le tribune e la curva nord, ma si potranno realizzare, precisa l'assessore, solo in caso di un intervento di un privato. Per i concerti e i grandi eventi la capienza totale sarà di 40.000 persone. A febbraio 2020 potrebbe uscire il bando per i lavori. Siamo sempre convinti che a settembre del 2020 potranno partire i lavori. Adesso inizierà la fase, quella di completamento delle pratiche burocratiche per i soldi. Una volta che avremo ottenuto i soldi, e credo che ai primi di gennaio dovremo essere tranquilli sul punto, potremo iniziare a fare il bando, che sarà un appalto integrato come abbiamo sempre ragionato fino adesso, ma potrebbe anche esserci la possibilità di fare un bando per la progettazione esecutiva e un successivo bando per i lavori. Dal CONI inoltre è arrivata la prescrizione su come gestire la mole di eventi sportivi e non all'interno dello stadio Euganeo. La prescrizione che ci ha dato il CONI è quella che non ci potrà essere la contemporaneità tra
la partita di calcio e le partite con pubblico all'interno dei palazzetti. Questo lo sapevamo, però insomma possiamo ottimizzare tutto. Siamo in chiusura, allora l'appuntamento questa sera con 20:10, torneremo a parlare del caso aeroporto a Treviso, lo ricorderete, ne abbiamo ampiamente parlato nei nostri telegiornali, cioè lo stop all'ampliamento dell'aeroporto di Treviso voluto dal Ministero, le polemiche che ne sono conseguite, il comitato da una parte supportato dal Movimento 5 Stelle e PD, dall'altra il Comune di Treviso. E allora questa sera avremo l'assessore all'ambiente del Comune di Treviso Alessandro Manera e Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle. E adesso la nostra rubrica dei presepi, come ogni giorno. Intanto vi ricordo quali sono le modalità per segnalarcelo, redazione@antena3.it per scrivere una mail, ricordate di inserire i vostri dati, cioè un numero di telefono, un indirizzo per contattarvi se volete che le nostre telecamere vengano nelle nostre case per riprendere il vostro presepe, oppure 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria. Anche qui serve evidentemente un riferimento di cellulare o un indirizzo, oppure 351 175 5340, questo nel caso in cui ci mandate voi un video del vostro presepe. L'attenzione qui particolare è quello di effettuare delle riprese con il vostro smartphone in orizzontale. E allora ci lasciamo e vi lascio anche al meteo e vi saluto con il presepe tradizionale e singolare di Mestre, un presepe galleggiante. Arrivederci. Facciamo questo presepe ogni anno dal 2000. Il presepe è nato in occasione del giubileo e noi da quel giorno lo portiamo qui a Mestre, lo esponiamo ogni anno, sta qui da questo periodo fino alla fine dopo l'Epifania più o meno, e quando c'è la vigilia di Natale facciamo il corteo acqueo con la deposizione del Gesù Bambino. Quante persone lavorano al presepe? Parecchie, perché in realtà è tutti i soci che danno una mano in una maniera o quell'altra, e poi coinvolte diciamo nella parte proprio operativa siamo una ventina e più. Bentrovati al meteo. Il passaggio della perturbazione raggiunge il suo culmine con tempo instabile e ancora con qualche possibile spruzzata di neve. Il dettaglio di venerdì 13 dicembre. Sul Veneto cielo molto nuvoloso, cadrà anche un po' di neve fino a fondovalle sulle zone montane, con episodi di neve mista a pioggia anche sull'entroterra pianeggiante, altrove precipitazioni. Temperature minime tra -4 e 2 gradi, massime tra 1 e 5 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà spiccatamente instabile con piogge diffuse e localmente anche forti. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime tra 4 e 8 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo fiocchi di neve anche qui fino a bassa quota e poi migliorerà. Temperature minime sotto 0, massime tra 1 e 2 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.